Questi sono chiodi, sono tondini, basi di ferro che cadono da circa 15 metri e sotto qui ci giocano i bambini con le biciclette e non oso immaginare un chiodo di queste dimensioni, un tondino che pesa 4 volte tanto in testa a un bambino, cosa possa provocare. Il problema del distacco dei calcinacci dai piloni dell'autostrada A27 alla frazione di Longhere di Vittorio Veneto va avanti da moltissimi anni, senza che venga trovata una soluzione affinché il luogo possa essere messo in sicurezza. Dopo il nostro servizio della scorsa settimana di denuncia della situazione da parte dello stesso Piccin, abbiamo deciso di ritornare sul luogo per capire se sono stati presi provvedimenti. Tra un po' c'è un periodo in cui si andrà per funghi, questa zona qui, i chiodini ce ne sono assai, chi passa sotto queste autostrade qua mette a rischio la propria salute. Le autorità preposte alla sicurezza sono state tutte allertate della situazione, ma forse a questo punto servirebbe un intervento più decisivo anche da parte del prefetto. So comunque che i messaggi sono arrivati e speriamo che l'estate porti consiglio. Nelle vicinanze dei piloni autostradali si trova un campo di calcio molto frequentato dai bambini. Come si può vedere da queste immagini, un altro residente si occupa di ripulire il campetto dai calcinacci ogni giorno, oltre che i pezzi possono essere tranquillamente staccati dai piloni a mani nude. Non ci meritiamo tutto questo perché un po' la provinciale, la strada con tutte le bottiglie di vetro, che c'è di tutto. L'autostrada che rumori e cade di tutto, per cui questa zona meriterebbe un po' di più riguardo, insomma. Che cos'è che hai in mano in questo momento? Un pezzo di cemento armato, più o meno così occhio al peso 1,5 kg. Immaginate che cade in testa a un bambino. La porta del calcio è qui 10 metri. Dobbiamo aspettare che scappi il morto?